Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo una ricetta sarda conillu a succhitu. Oggi prepariamo un piatto sardo. Su conillu a succhitu sarebbe tradotto in italiano coniglio alla cacciatora, anche se su succhitu sarebbe proprio il sughetto che lascia la carne con la sua cottura lenta e quindi quel sughetto dove possiamo anche intingere il pane. È molto simile, quasi uguale alla ricetta che noi tutti conosciamo, quello del coniglio alla cacciatora, che si fa in tutta Italia. Noi diciamo lo caratterizziamo e lo personalizziamo con qualche erba aromatica in più. Ora vediamo come si prepara e quali sono gli ingredienti. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 800 g di coniglio tagliato a pezzi in marinatura di acqua, sale e aceto, poi ci occorrono 2 foglie di alloro, un mazzettino di salvia, un mazzo di rosmarino, un cucchiaio di capperi sott'aceto, 2 spicchi d'aglio, 5 bacche di ginepro, poi ci occorrono 2 pomodori secchi, una manciata di olive verdi e un quarto di bicchiere di vino secco, olio extravergine d'oliva e del sale. Allora, nella presentazione degli ingredienti vi ho fatto vedere appunto il coniglio tagliato a pezzi, sono 800 grammi. Io li ho messo a marinare il coniglio preferibilmente per una notte intera, ma anche 4-5 ore andrà benissimo. Ho messo un quarto di bicchiere di aceto di vino bianco, acqua, e poi ho messo un po' di sale, senza esagerare ovviamente, e poi ho coperto con una pellicola. Quindi proprio la procedura classica che facevano le nostre nonne, quindi per dare proprio un gusto bello deciso. Alcune persone questa marinatura non la fanno, mettono l'aceto direttamente in cottura, ma questo sicuramente è meglio. Ok, adesso dobbiamo fare due cose: scolare dalla nostra marinatura il coniglio e poi andare a lavare i pomodori secchi, perché vedete qui c'è il sale. Possono essere utilizzati anche i pomodori secchi sott'olio, quindi potete usare anche quelli. Io ho quelli sotto sale, come si faceva una volta ovviamente. Vado a risciacquarli perché sennò tutti gli ingredienti che abbiamo bene o male sono abbastanza salati, quindi bisogna risciacquarli. Ci vediamo fra poco. Allora, ho scolato dalla marinatura il coniglio, vedete, infatti ha conferito al coniglio, alla carne, questo colore biancastro, ha un profumo già molto buono d'aceto. Allora, ho risciacquato anche i pomodori, adesso andiamo a tagliarli quindi anche questi sono pronti. Ora prendiamo l'aglio, togliamo la pelle, io l'aglio lo metterò intero, però se volete potrete anche tritarlo. Vi consiglio che se lo mettete tritato, forse è meglio metterne soltanto uno spicchio. Siamo pronti, andiamo ai fornelli a preparare il nostro conillu a succhitu. Eccoci ai fornelli, adesso accendiamo la fiamma sotto la casseruola, prendiamo l'olio extravergine, facciamo un fondo. Ok. Poi mettiamo gli spicchi d'aglio, li facciamo ben imbiondire. A questo punto possiamo mettere il coniglio, farlo rosolare, lo facciamo ben rosolare, sigillando tutto completamente
Facciamolo ben rosolare, sigillando proprio tutte le sue parti, in maniera appunto che trattenga bene tutti i succhi della carne. Una volta che abbiamo rosolato per bene il coniglio, possiamo aggiungere il vino. Il vino può essere o un vermentino o un vino bianco secco o addirittura anche della vernaccia. A questo punto lo facciamo completamente evaporare. Una volta evaporato tutto l'alcol del vino, possiamo aggiungere le erbe aromatiche e i sapori. Aggiungiamo quindi le bacche di ginepro, poi aggiungiamo l'alloro, una o due foglie, il rosmarino, la salvia, il pomodoro secco, mescoliamo il tutto, aggiungiamo anche i capperi, lasceremo da parte per il momento le olive, le aggiungeremo 10 minuti prima della cottura ultimata. Ok, adesso abbassiamo la fiamma, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere il nostro coniglio per circa 35-40 minuti, mi raccomando andiamo poi a controllarlo a fiamma bassa e ovviamente 10 minuti prima della fine della cottura aggiungiamo le nostre olive. Ok, sono trascorsi 25 minuti, allora, ok, possiamo assaggiare, quindi io qui ho il sale, ancora non l'avevo messo, proprio perché lo metterò all'ultimo, per me va bene così. Mettiamo le olive, ok, proprio possiamo aggiungere un pizzico di sale proprio così sulla carne e quindi facciamo cuocere altri 10 o 15 minuti. Mi raccomando, se vedete che si asciuga troppo il sughino, aggiungiamo con un po' di acqua oppure con del brodo di carne. Nei miei ingredienti non trovate la cipolla, che si trova in diverse ricette, come in diverse ricette si trovano anche delle diverse erbe aromatiche. Quindi a seconda proprio della famiglia o della zona si usa più magari erbe aromatiche, meno sapori e viceversa. Quindi troverete anche delle ricette dove c'è la cipolla e io invece non l'ho messa, invece ho aggiunto delle erbe aromatiche. Quindi una piccola precisazione proprio per rispettare tutte le tradizioni proprio al millesimo, ecco. Ok, ora fatta questa piccola precisazione possiamo finire di cuocere il nostro coniglio sempre a fiamma bassa e vedrete che sarà veramente uno spettacolo.
Completata la cottura del coniglio, del sugunillo a succhetto, eccolo qui, l'ho trasferito in questa pentola di terracotta, è buonissimo, ha un profumo, cioè io dico che è buonissimo perché ha un profumo veramente buonissimo, si sentono tutte le erbe aromatiche, l'aceto, è veramente stupendo. E vi volevo far vedere la cottura, quindi prenderò un pezzettino insieme al sughettino, quindi la carne risulterà tenera per la cottura, vedete, guardate un po', tenera, umida. Adesso non mi resta che fare la mia prova assaggio. Una bontà tutta salda, veramente ottimo, da provare assolutamente, ve lo consiglio. Se vi è piaciuta questa ricetta della tradizione sarda, fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche il mio sito internet che è www.lericette34.com dove metto le mie migliori ricette con tutti i passaggi e potete scriverle con calma, tranquillamente. Mi raccomando, non perdetevi la prossima ricetta perché io vi aspetto. Ciao!